Sono qui alla ricerca di metodologie, ideologie, applicazioni di bodybuilding differenti che possono aprire la mente e mostrare tante diverse strade. Io sono Lollo e questo è Sposto Ghisa con. Faremo tutto il pacco pesi più un disco che adesso decideremo cosa mettere. Ancora, facile. Giù. Alright. Super good. Push. Alright. Very good. One more. Alright. Godetevi lo show. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con, e oggi Sposto Ghisa con, signore e signori, Lele Ricotti. Grazie Ciao. dell'invito e soprattutto sono pronto a ucciderti. Grazie a te per la disponibilità e per le minacce. Io ho appena detto che, ma Lele, ma facciamo così poco. Lui mi ha fulminato e ha detto adesso ti faccio vedere io cosa vuol dire poco. Vediamo se al secondo esercizio, alla quarta serie dirà ancora poco, vediamo. L'obiettivo oggi è ucciderlo. Allora, diciamo cosa facciamo. Leg day con un pizzico di dorso. Allora, io ho cambiato la split in realtà da poco, quindi me la sono revisionata un attimino. Oggi è una giornata dove è più focalizzata sul femorale, perché è una giornata dove faccio gambe più con quadricipiti, diciamo, ma andremo comunque a toccare i quadricipiti con un esercizio d'accosciata e poi faremo un richiamo del dorso. Super. Quindi diciamo tutta la parte posteriore del corpo, quindi femorale, glute, dorso, e più ne abbiamo più ne mettiamo. Io sono pronto per divertirmi, ragazzi. Divertirmi l'hai detto tu, eh? Vediamo se sarà un divertimento. Vediamo, andiamo. Credo sia una delle macchine più belle, diciamo d'epoca, perché è una flex. Credo sia anche una delle macchine forse più riuscite di questo marchio. Un ottimo stretch e sentirai un profilo di resistenza veramente molto fluido. Solitamente Lele fai delle serie di avvicinamento al carico. Sì, allora, soprattutto nel primo set, nel primo esercizio, generalmente cerco di fare 2, anche 3 serie, dipende dalla tipologia di esercizio. Una cosa che faccio fare come warm up è partire con un peso leggero, quindi circa il 50, anche il 40% del carico che andremo a utilizzare, fare un rep range 10-12 giusto per scaldarci. Poi più saliamo col carico, quindi più ci avviciniamo a quello che è il carico allenante, più andremo a ridurre il numero di ripetizioni. Allora, questa è sembra una roba fallica, ma non è questo. Questo è il gym pin, quindi è un aggeggio che si usa da mettere all'interno del pacco pesi per mettere altri pesi, perché non sono io forte, è la macchina che è leggera in realtà, è molto bella ma è leggera, quindi faremo tutto il pacco pesi più un disco che adesso decideremo cosa mettere. Ok, let's go. Vai Lele. Insieme. Easy. Bello. Buono. Vai. Sì. Dai. Vai Lele. Up. Buona. Ce n'è. Ancora. Facile. Giù. Ti sei mangiate? 10 e 2,5. Mangiate, cazzo. Come giostri Lele il fatto di porsi un obiettivo a livello di rep? Cioè, tu ho visto adesso che magari ti eri preposto un target, poi Mi serve più che altro per capire il peso, poi vado da giornata a giornata, dipende. Sono delle giornate dove i pesi pesano e delle giornate dove magari
i pesi volano, quindi non so quante ne darò. Generalmente penso al carico che ho fatto la volta scorsa e cerco di battere o le ripetizioni o il carico. L'altra volta io ho fatto 12 ripetizioni come hai fatto te, con tutto il pacco pesi settimana scorsa. Oggi tutto il pacco pesi più 10, 12 circa ripetizioni, quindi per me va già bene così. Bravo, stretch, via, 2, stretch, via, 3, that's good, stretch, via, 4, fino in fondo, stretch, via, 5, come on man, stretch, 6, easy, 7, forza, via, 8, forza, 9, forza, un'altra e la chiuderemo fino in fondo, 10, forza, ancora, mezza, alright, super. Vi racconto un aneddoto successo un minuto fa. Mi ha chiesto cosa facciamo, ho detto stacchi rumeni. Io di solito non uso la cintura, tu la usi? Ho detto certo che la uso, solo perché c'è lo stemma del Mister Olympia, non serve un cazzo. La userei anche io se fosse così, no? Te lo dico. Rumeni al multipower, li preferisci per avere un po' più di stabilità generale? Allora, in realtà io faccio sia libero che al multipower. L'altra volta ho fatto libero, al multipower diciamo riesco ad avere un pochino più di focus e di controllo col fatto che il movimento è guidato, penso solo a come devo contrarre il muscolo, quindi riesco a enfatizzare meglio il lavoro. Certo. Non cambia tanto da uno all'altro, dipende uno con cosa si trova meglio, però di solito alterno, cerco sempre di, come ho detto prima, di non fare le stesse cose anche perché mi annoio. Qua facciamo riscaldamento come abbiamo fatto alle carte, è un esercizio più complicato chiaramente, più rischioso. Oggi l'idea è di fare, almeno su di me, poi vediamo su di te, 4 ma anche 5 pizze da 20. Probabilmente andrò a salire di una pizza per lato e con ogni pizza che aggiungerò diciamo che farò più o meno 2 ripetizioni, 2-3 ripetizioni tranne la prima set. Ok, perfetto. Quindi qua ne faccio magari 5-6, poi ogni volta che metto una pizza 1-2 giusto per 1-2, 1-2, riscaldare 1-2. ma senza stancarmi. Questo è per avvicinare anche il sistema nervoso al carico. Perché comunque è come se insegnassi al corpo il movimento che andrà a fare, di conseguenza gli insegni il carico e il movimento e lui preattiverà le unità motorie, le fibre muscolari che gli servono per fare il movimento e ti sembrerà ancora più leggero il carico. Cosa ne pensi, Lele, di una concentrica esplosiva per attivare tutte le fibre? Sei d'accordo? Allora dipende, la concentrica di solito la faccio sempre più veloce rispetto all'eccentrica, ma non lanciata, quindi deve esserci comunque un minimo di controllo. Non sono troppo d'accordo, però diciamo che si può fare anche quello. La cosa importante però è sempre più la fase eccentrica, che dove vai a creare il danno, quindi questa fase qua di allungamento e di stretch, più lenta la fai, più stimolo riesci a dare. Faccio 6, non mi merito di andare all'Olimpia. Ha detto, ragazzi. Boom, up. 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 Easy. Stop. Up. Vai. Su. Up. Bella. Up. 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 Dai, te le mangi. Bello. Con anche il microfono. Con anche la rottura di coglioni del microfono, ragazzi. Erano 10, Bravo. Stop. Via, perfetto. Quello che hai, forza. 3. That's good. 4, super. Forza. 5. That's good. Forza. All right. Up. All right, un'altra. Ce n'è ancora. 10 reps, arriva al 10. Ok. Last one, man.
Dai, super. Bellissime. Bellissime queste. Super bene. Super ragazzi, sì, riconfermo, multipower, tanta roba, bel feeling. Fatta così con il dead stop, sente poi anche molto bene. Forse con una pizza da 20 in più, no, 2 pizze da 10 in più, forse 5-6. Sì, ma Maybe. è la prima volta che lo fai. Quando Meglio, concordo. sugli esercizi nuovi soprattutto, o sulle macchine nuove, preferisco stare un filino sotto ma sentire la macchina, piuttosto che arrivare a un carico troppo elevato e magari farla male e non riesci neanche a avere quel feeling. Un conto con esercizi che fai spesso e sei abituato, ma quando approcci un esercizio nuovo, ma banalmente anche solo un A livello multipower anche solo di nuovo, nervoso. sì, fa la differenza. Mi Se no piace, ti bruci il set. visto che gli piace ascoltarci con il fiatone. Forza e bodybuilding, Lele. Quanto conta spostare certi carichi? Anche magari tralasciando leggermente la forma, sei d'accordo? Sì, secondo me è la base, come disse una frase Patrick Tour circa 10-12 anni fa, mi ricordo ancora. La forza è come se fossero le elementari in un percorso. Se tanti adesso cercano di fare l'università o le superiori senza passare dalle elementari, Senza le basi. cioè tu non puoi inserire drop set, cluster set, tutte quelle tecniche ad alta intensità se non hai di base una forza minima, perché non saranno mai stimolanti. Fare un drop set dove ti ritrovi a fare le alzate laterali con i 2 kg, cosa serve? Quante ne facciamo adesso, Lele? Quelle che vengono, e lo farò senza cintura. La motivazione tecnica, troppo lontano, non ce la devi prendere. Vai. Belle. Ancora. Male il culo. Come on. Forza. Let's work. Ultima serie questa. Forza! Let's finish. All right. Super good. Super good. Allora, inseriamo un esercizio di accosciata. Quindi siamo partiti con 2 esercizi di femorali puro, quindi le carle, stacco. Adesso andiamo su un'accosciata perché prima di tutto andiamo comunque a lavorare gluteo femorale e poi facendo una sola volta le gambe durante la settimana, questo lo uso quasi come minimo richiamo. Minimo perché sarà solo un esercizio dove andrò a richiamare, quindi di conseguenza mi permette poi di recuperare in maniera sufficiente per essere performante nella sessione di quadricipite vera e propria. Facciamo una pressa, in questo caso una 45 nebula. Questa qua era la pressa di Coleman, in realtà non proprio, perché quella di Coleman era 35, quindi era più leggera, quindi lui faceva 1000 kg. Noi, visto che è più difficile, faremo 800, giustamente, almeno. Vabbè, ma sì, No, ci sta. è più pesante perché l'inclinazione è chiaramente maggiore, però diciamo che il marchio è lo stesso. Massimo delle ripetizioni che riesce, l'ideale sarebbe un range più o meno 10, 12, 10, 15. Forza. 1 2 3 4 5, forza, 10 almeno, 6, perfette, forza, 7, perfette, forza, 8, perfette, forza, 9, that's good, un'altra, push, all right, very good. Com'è? Si sente. Ti sente?
Ok, così non si blocca. Up. Up. 3 more. Up. Su. Up. Vai, ce l'hai. Tu spingi. 15. Visto che ne parlavamo prima, in particolare di questa pressa, quanto conta, Lele, avere un certo parco macchine per un atleta avanzato? Tanto, soprattutto sia banalmente per una questione di angoli di lavoro, ma soprattutto più sei avanzato, più generalmente hai delle problematiche, di fastidi, dolori. Il fatto di avere diverse scelte ti permette di riuscire comunque a allenarti sempre al 100%, sviando tutte le varie problematiche. Pseudo finito la prima parte, quindi l'allenamento di femorali. In realtà poi metteremo alla fine anche un hip thrust, quindi non è ancora finito definitivamente, ma passiamo adesso al dorso. Qua un approccio, un filo diverso rispetto alla giornata dove faccio dorso vero e proprio. Quindi in realtà vorrei tenere, in realtà di solito tengo le ripetizioni un pochino più alte e cambio gli esercizi. Oggi però, visto che c'è lui, direi che lavoriamo pesante anche qua. Quindi iniziamo con una remata orizzontale, in particolare questa macchina qua, quindi la Row Machine Atlantis, modello fuori produzione. Io questo qua lo vorrei fare singolo. Yes. Dai, Lele. Good. Bella. Vamos. Yes. Easy. Vai. Dai. Una, facile ancora. Vai. Su. Yes. Buona, grande. Stop. Buona. Five. 6. Oh. Yes. Corre. Yes. Boom. I did it. Ragazzi, sapete che io vi devo sempre interrompere durante l'allenamento. Prendo la pausa per farlo.
per far sì che io faccia altre esperienze simili con professionisti del calibro di Lele. Sarà difficile, però mi impegnerò. Lasciate un like, ragazzi, davvero, per me vale tanto, mi permette di continuare a fare questo, a portare avanti questo progetto che adoro e spero che sia utile anche per voi. Buona visione. Questa è una domanda che faccio un po' a tutti, però ognuno ha un pochino la sua filosofia, un po' le sue visioni. Qual è il trucco per andare ad affrontare un set allenante nel migliore dei modi? Generalmente mi immagino come voglio avere il dorso, in questo caso, tipo, non so, prendo di riferimento, mi vengono in mente i video, non so, di Coleman. Di Flex Wheeler, quelle inquadrature mentre loro facevano T-bar, così, mi immagino quel disegno della schiena, e quel video quando faccio l'esercizio mi immagino io con quella schiena lì. Oppure spesso io, ad esempio, proprio per motivarmi anche prima dell'allenamento, a me è il lavoro più importante da fare prima, non tanto durante, quando sono in sala, mi preparo guardandomi video di culturisti che preferisco, i miei preferiti, e molto spesso prendo ispirazione proprio dal loro allenamento. Siamo partiti prima con un lavoro unilaterale più sul gran dorsale, quindi parte bassa, una remata orizzontale. Adesso questa macchina andrà a enfatizzare più il lavoro su centroschiena, trapezio, quindi trapezio medio e trapezio superiore. Diciamo quello che crea un po' la tridimensionalità quando sul palco si fa il doppio bicipite di schiena, quindi quegli spessori là. La macchina è una macchina abbastanza particolare perché è una Strive, che è sostanzialmente la marca che ha acquisito poi Prime, e la particolarità di questa macchina è che hai la possibilità di cambiare 9 posizioni di tensioni diverse di lavoro, quindi sostanzialmente 9 profili di resistenza diversi. La Prime ne ha 3. In questo caso noi abbiamo più o meno un profilo di resistenza abbastanza omogeneo, con un pochino più di tensione in fase di chiusura, quindi un pochino più leggera all'inizio e un pochino più pesante alla fine del movimento. Let's go. Up. 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 Vai. Yes. Forza, che poco volume. Si sta pagando la frase di prima. One more. Alright. Beh, godetevi lo show. Ok, 6 reps, 6-8 reps, heavy set. Let's work. Let's go. 1. Yeah. Sì. Giù. Yes. Ancora, giù. Bella. Testa. Super. Come on. Uno. 2. 3. 4. Forza. 10. Gestisci. 5. Piano. Via. 6. Perfetto. Oh, ok, questo. Via, esplosivo. 7. Gestisci qua. Perfetto. Via. All right. 2 more reps. Come on. 1 more rep. Pull. That's good. Super. Hip thrust, l'esercizio delle fighette. Ci piace. Al multipower. Al multipower, esatto. E per ultimo, dopo dorso. Perché siamo delle fighette. E abbiamo recuperato un attimo.
Mi stavo domandando dove fosse il tocco da Davvero bodybuilder? chic. Let's go. Bella. Vai, Lele. Yes. Cazzo, buona. Ottimo. È buono, eh. Coca. Oh. Gestisce, non veloce, piano. Ok, slow. Ok. Ok. Forza. All right. Super bene. Ragazzi, come avete potuto vedere, sono sopravvissuto, non indenne, è stato un bel workout, mi è piaciuto. Lele, a te la parola. No, è stata veramente una bellissima esperienza, un bellissimo allenamento. Non pensavo fosse così forte. Addirittura. L'ho Porta a casa. L'ho sottovalutato, sì, ma non abituarti. L'ho sottovalutato, ma devo dire che ha spinto. Poi la cosa difficile quando ci si allena con macchinari nuovi, generalmente si è sempre un pochino sottotono. Diciamo che per essere la prima volta è stato molto bravo, quindi comunque si allena molto molto forte. Abbiamo fatto, come avete visto, alla fine 3 esercizi di femorali e 1 di glutei, quindi 8 serie totali, diciamo, di lower e 6 serie, quindi per un totale di 14 serie complessive, più o meno tutto top set e back off e qualche tecnica, non tantissime, perché comunque diciamo che le tecniche vanno dosate in maniera molto molto particolare, se no si rischia di fare troppo e poi di non riuscire a recuperare per la sessione successiva, e soprattutto si rischia di limitare poi i carichi e la forza durante la performance. Io direi che è l'ora della pappa. C'ho molta Finalmente, fame. ragazzi, ora della pappa. Tu tra l'altro devi tornare indietro. Noi ci aspetta, dopo la pappa, 2 orette di macchina con le gambe belle Che va imballate. sempre bene per rilassare le gambe, poi sarà bello quando si alza dopo, una volta che è arrivata a casa. Fantastico, ti penserò, Lele. Assolutamente, mi Un fischeranno le leggero orecchie. fischio all'orecchio. Però potrei dire di aver fatto un bellissimo allenamento con dei Ragazzi, bellissimi macchinari. alla grande, una bellissima giornata. Mi aspettavo che sarebbe stato un allenamento che non mi sarei dimenticato facilmente, e lo è stato. Prossima volta gambe. Prossima volta gambe Ti totali. aspetto per fare gambe totali. Totali, bello, ragazzi, un bel appuntamento. E magari quando io sono in bulk, così ti faccio veramente un culo. Raga, che dire, come al solito, per supportare il canale, like, un commento, che non mi dispiace mai, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al canale di Lele che promuove sempre contenuti super interessanti. Cercherò di aggiornare sempre per quanto riguarda poi il mio percorso verso il terzo Mister Olympia della mia carriera, quindi ci saranno un po' di anche contenuti nuovi e speriamo che vada bene questa esperienza, anche se sono sicuro che andrà bene. Lele, come ti ho detto prima in chiacchierata, super onorato ed È entusiasta. stato davvero un piacere, soprattutto quando ci si allena con gente che ha passione e che veramente ha voglia di far fatica. Per me è sempre un piacere, perché condividere le passioni in comune credo sia una delle cose più belle che si possa fare, soprattutto poi in questo caso con gente che si allena anche molto molto forte. Vi lasciamo con queste parole d'oro, ragazzi. Come dico sempre, alla prossima. Don't we have great time?